Punto sugli investimenti con i 9 miliardi e mezzo di fondi del PNRR assegnati al Veneto, quasi 4 destinati a infrastrutture, trasporti, sanità al secondo posto, ma con risorse più di 3 volte inferiori, meno di 100 milioni alle politiche per il lavoro. Per tutta la giornata i carabinieri del RIS di Parma al lavoro dentro e fuori l'abitazione di Conegliano dove è stata uccisa Margherita Ceschin, gli investigatori concentrati in particolare sull'auto della vittima. C'è anche un trevigiano tra gli 8 minorenni indagati da Polizia Postale Digos in 7 città italiane, scoperta una chat Telegram nella quale si scambiavano informazioni e video su armi ed esplosivi. Contratto scaduto dal 2021, 41 posti a rischio, scatta per la prima volta lo sciopero dei lavoratori civili della base USA di Vicenza, corteo in città. Il corteggiamento di indipendenza veneta nei confronti dell'assessore regionale dopo il congresso della Lega è concreto, le parole del segretario Michele Favero. Traffico da Bolino Rosso domani e sabato lungo l'autostrada A4 direzione Trieste, lungo la A57 sempre in direzione Trieste, le previsioni di Autovie. Domani la prima di 3 serate che vedranno Laura Pausini esibirsi in piazza San Marco a Venezia davanti ad una platea di 5.000 persone per festeggiare i 30 anni di carriera. Il rischio maltempo sta movimentando le ore della vigilia. TG del Veneto, buonasera, ben ritrovati in diretta. Partiamo dal PNRR in Veneto. La Regione ha fatto il punto sui soldi che arriveranno e come saranno distribuiti. Vediamo. Al primo posto la voce infrastrutture e trasporti, quasi 4 miliardi. All'ultimo le politiche sul lavoro, meno di 100 milioni. Voci di spesa, progetti e scelte. Sul piatto ci sono gli oltre 9 miliardi e mezzo di euro di risorse del PNRR in Veneto e gli investimenti fin qui progettati dalla Regione. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dice il governatore Luca Zaia, è un'occasione imperdibile per consentire quelle trasformazioni che possono garantire alla cittadinanza un futuro più inclusivo, verde, digitale e alle imprese un sistema più snello, efficiente e sostenibile. Ecco dunque il quadro delle risorse e i settori impiegati, dove spicca in modo evidente la quota riservata alle infrastrutture e trasporti, 3 miliardi e 750 milioni di euro, 3 volte tanto le risorse destinate alla sanità, al secondo posto con 1 miliardo e 73 milioni, e all'istruzione 1 miliardo e 22 milioni. Prima voce sotto il miliardo quella di territorio e ambiente, 863 milioni, e a seguire infrastrutture e politiche sociali, quasi 696 milioni, ricerca e innovazione, 493 milioni, turismo e cultura, 438 milioni, innovazione e imprese, 310 milioni, agricoltura, 309 milioni, digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione, 207 milioni, energia, 183 milioni, efficienza energetica degli edifici, 121 milioni e il fanalino di coda dei 92 milioni per le politiche per il lavoro. I progetti più significativi riguardanti il territorio sono alta velocità, alta capacità Brescia, Verona, Vicenza, Padova, tranvia a Padova, piste ciclabili turistiche, progetto sul Delta del Po, progetti di ricerca università, progetto di Requaro Terme, borghi storici, progetto all'Arsenale di Venezia, progetto sull'idrogeno a Marghera, interventi sul sistema portuale, interventi diffusi sugli asili nido e scuole, case di comunità. La quota maggiore di risorse è gestita da Rete Ferroviaria Italiana in relazione all'alta velocità, alta capacità, seguita dai comuni, dalla regione, dalle università, dagli istituti scolastici. Infine il capitolo trasparenza. La regione si è attivata per monitorare quotidianamente l'andamento del PNRR. Per questo all'interno del sito istituzionale è presente una sezione dedicata in cui, tra l'altro, sono aggiornati periodicamente i dati finanziari. E di sanità continuiamo a parlare con il punto sulla lista d'attesa fatto ieri dai sindacati, oggi l'affondo del segretario regionale del Partito Democratico Veneto che accusa la programmazione della regione fallirà. La politica della Regione per recuperare le liste d'attesa e riprendere le prestazioni rimaste galleggianti sarà fallimentare. Andrea Martella, segretario veneto del Partito Democratico, contro le dichiarazioni rese ieri dai vertici della sanità, in risposta all'indagine presentata dai sindacati dei pensionati uniti, dalla quale emergeva chiaramente che 7 veneti su 10 non riescono a prenotare una prestazione prescritta. La nostra Regione, che per molto tempo ha raccontato di avere una sanità eccellente, è vero che ha professionisti nel mondo della sanità eccellenti, ma ha ormai un'organizzazione che non riesce più a dare risposte ai cittadini. Io ho dei dati che vanno in questo senso, liste di attesa infinite,
persone che non riescono a trovare un medico di base. 29 milioni di prescrizioni nel 2022, eseguite soltanto 16 milioni. Il piano di smaltimento vale per la regione 30 milioni di euro. Dovrebbe portare entro fine anno a smaltire anche le prestazioni con priorità D, l'ultima. A preoccupare però è il peggioramento del quadro clinico di chi resta troppo in lista d'attesa, soprattutto se anziano. Quando non riesci a curarti è chiaro che insorgono anche problemi di carattere psicologico e per esempio il tema della salute mentale è un tema che sta emergendo con forza anche nel nostro territorio. È qualcosa che non può funzionare, questo è un diritto essenziale dei cittadini che non può essere messo in discussione. È stata una giornata difficile sulle spiagge del veneziano a Caorle. Un turista è deceduto, un nonno è ricoverato in gravi condizioni dopo aver tentato di salvare i nipotini in difficoltà. A Chioggia una ragazza ha rischiato di annegare, tratta in salvo, ha dovuto attendere i soccorsi che tardavano a causa delle auto selvaggiamente parcheggiate lungo la strada. Un novantenne austriaco si è sentito male e ha perso la vita stamane sulla spiaggia di Porto Santa Margherita a Caorle, lungo il tratto di Arenil, nella zona di Piazzale Portesin. Quando è scattato l'allarme era in acqua. I primi a intervenire sono stati i bagnini che l'hanno portato a riva per praticargli le manovre di rianimazione, poi proseguite con l'ausilio del personale del punto di primo soccorso di Caorle, mentre si alzava anche l'elicottero del 118 di Treviso. Ma nonostante i tentativi di salvarlo non c'è stato nulla da fare. Attimi di paura a Chioggia invece, dove una ragazza ha rischiato di annegare. Tratta in salvo, ha dovuto attendere però oltre mezz'ora l'arrivo dei soccorsi, ostacolati dalle auto parcheggiate lungo la stradina che costeggia il Brenta e porta allo stabilimento Alba Chiara, situazione di cui il sindaco è al corrente. Gente che è incurante ovviamente delle regole del codice della strada, benché ci fossero anche dei parcheggi liberi. Questo spesso purtroppo accade anche nei fine settimana, specialmente nei fine settimana. Comunque abbiamo già mandato alla polizia locale di intervenire anche a Isola Verde, non solo a Sottomarina o a Chioggia, perché anche Isola Verde è un nostro litorale che è di competenza del comune di Chioggia, quindi massima attenzione, e sicuramente sono andati e hanno fatto moltissime contravvenzioni. Ma per far fronte agli interventi di soccorso estivi, il comune, l'ULSS e il villaggio Isamar hanno sottoscritto un importante accordo che sarà effettivo dal 1° luglio. Dal villaggio Isamar partirà l'ambulanza del 118 in caso di chiamata, quindi i tempi di intervento saranno sicuramente ridotti a pochissimi minuti e quindi l'ambulanza non partirà più dal pronto soccorso di Chioggia, ma partirà direttamente da Isola Verde, quindi avremo una massima copertura degli interventi. Ma l'ambulanza non sarà l'unico servizio. Ci sarà anche un ambulatorio gestito dall'ASL con orario 15-19 all'interno proprio dell'ambulatorio del villaggio Isamar, che potrà essere ovviamente utilizzato anche dai residenti, dai turisti che non vivono all'interno del villaggio turistico, ma anche a Isola Verde. Quindi sarà un vero e proprio ambulatorio gestito da un medico dell'ASL. C'è anche un minorenne trevigiano tra gli 8 indagati nel blitz della polizia postale della Digos in 7 città italiane. Scoperta una chat Telegram nella quale i giovanissimi si scambiavano informazioni e video su armi e dispositivi. Le frasi più inquietanti. Io avevo una pistola Glock, però poi ci sono andato a scuola perché l'avevo visto in un film americano. E ancora, io sono andato a scuola con un coltello multiuso, ho rischiato molto di andare al minorile. Un altro, io portavo quello a scatto nel giubbino. A scrivere sono ragazzi giovanissimi minorenni in una chat Telegram utilizzata per condividere le loro esperienze con le armi e scoperta dalla polizia postale e dalla Digos in 7 città italiane, tra le quali Treviso. Le perquisizioni sono scattate stamattina nell'abitazione degli 8 indagati con il supporto dei cani poliziotto. Un'indagine partita nell'ottobre 2022 da Milano e portata avanti dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, che ha scandagliato le chat assistendo e registrando i dialoghi tra utenti di Treviso, Milano, Lecce, Pisa, Sassari, Avellino e Nuoro. Altri esempi deliranti. I miei genitori sono contrari alle armi, allora me le fabbrico io oppure me le prendo da qualche parte. Avete mai fatto una Molotov? Io sì, martedì provo a fare del napalm. Gli internauti, spiega la polizia, affermavano di andare in giro con coltello e a volte persino con pistole a salve o d'aria compressa e pubblicavano foto e video che mostravano le armi esposte in poso durante l'effettivo utilizzo. Nelle loro discussioni su Telegram richiedevano informazioni e consigli su come confezionare molotov, esplosivi e detonatori, pubblicando anche foto degli ordigni realizzati. Qualcuno ha un video tutorial per un detonatore? Era infatti un altro quesito. Buon pomeriggio, ecco a voi un piccolo dispositivo, salutava qualcun altro.
Il fenomeno di questo tipo di chat, continua la polizia, è andato aumentando con l'avvento delle repliche, pistole con le stesse misure, pesi e materiali di quelle vere ma non funzionanti, e con le armi da soft air di libera vendita, spesso esibite come trofei in foto e video. Al momento delle indagini non emerge se abbiano fatto solo affermazioni o realmente avuto questi comportamenti, ma alcune perquisizioni hanno dato esito positivo, dato che nelle abitazioni sono stati trovati coltelli, armi giocattolo, tirapugni e altro materiale. Ragazzini per lo più insospettabili che facevano a gara ad andare a scuola armati di tutto punto, come dei piccoli boss. Uno scenario che potrebbe allargarsi ulteriormente, gettando un'ombra terribile sulla vita segreta di tanti giovanissimi. A Vicenza, dove si è svolto lo sciopero dei lavoratori italiani delle basi militari USA, rinnovo del contratto nazionale scaduto e 41 posti a rischio a Vicenza, le motivazioni della protesta. Un corteo che da via Goldoni è arrivato a viale Ferrarin, sciopero cui hanno partecipato centinaia di persone, lavoratori civili che prestano servizio nelle basi militari americane, che per la prima volta hanno incrociato le braccia, non solo della Ederle e della Del Din, ma arrivati anche da Aviano e Livorno per manifestare qui a Vicenza. Vogliamo essere trattati in maniera più, onesta. Lavoratori che domani manifesteranno anche a Napoli, chiedono il rinnovo del contratto nazionale scaduto a ottobre del 2021 e manifestano contro i 41 posti a rischio annunciati a Vicenza. Condizioni economiche più eque e dignitose anche per contrastare quella che è l'inflazione attraverso anche strumenti di welfare, e abbiamo chiesto di rivedere l'inquadramento unico della classificazione del personale al fine di equiparare a parità di mansioni i lavoratori civili rispetto a quelli statunitensi. Comporta il riconoscimento del welfare aziendale, che è la prima delle nostre richieste, e comporta anche un rinnovo di alcuni articolati delle condizioni di impiego che sarebbero migliorativi per i lavoratori. Contratto che riguarda 4.500 dipendenti in tutta Italia, 800 i vicentini, che ricoprono le più svariate mansioni, da quelle impiegatizie a quelle operai, ingegneri, architetti, e si guarda anche ai colleghi di altri paesi. Ci sono state giornate di mobilitazione anche in Germania che hanno portato a una positiva chiusura della vertenza con aumenti salariali oltre il 4% e un riconoscimento di più di 3.000 euro di bonus a testa per quest'anno, e per far fronte ai cari della vita che ci sono stati per i costi dell'energia. Manifestazione culminata in piazzale Ferrarin, dove hanno parlato i vertici nazionali CISL e UIL, strade chiuse e viabilità modificata con ripercussioni sul traffico che si sono fatte sentire in mattinata sulle vie limitrofe. Marca Trevigiana, l'omicidio di Margherita Ceschin. Sono arrivati intorno alle 10:30 i carabinieri della RIS di Parma, presente il PM Andreatta, il nucleo investigativo dei carabinieri di Treviso, il tenente colonnello Marco Turrini. Per tutta la giornata sono stati effettuati rilievi e accertamenti, repertate impronte e tracce. Hanno utilizzato i più sofisticati strumenti alla ricerca di impronte e tracce biologiche dei killer di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa brutalmente nella notte tra venerdì e sabato scorso. I carabinieri del RIS di Parma sono arrivati nella mattinata e fino al tardo pomeriggio sono rimasti nell'abitazione di via 28 aprile. Gli uomini del reparto investigazioni scientifiche si sono fermati a lungo sulla macchina della vittima. I malviventi, dopo aver scavalcato la ringhiera, sono saliti sulla vettura passando da lato accanto al muro per non farsi vedere, e poi da lì sul terrazzo che porta alla cucina della donna. Rilievi effettuati con lampade stroboscopiche e pennelli per la rilevazione di impronte latenti. Tutto è stato passato a setaccio, dal terrazzo ai tubi del gas alla grondaia, per poi passare all'interno della casa. Oltre al RIS, anche i carabinieri del nucleo investigativo di Treviso, del nucleo operativo di Conegliano, il pubblico ministero Anna Andreatta e il legale a cui si sono affidate le figlie della vittima, l'avvocato Umberto Saracco, che è entrato qualche istante nella casa. È una normalissima casa di una persona di 70 anni, è normale, una casa normale. Tranne la camera da letto? Non sono entrato in camera da letto, sono stato molto discreto.
Su quanto accaduto quella drammatica notte l'avvocato, relativamente alle figlie, si limita a dire: non hanno idee, chiedono completamente la magistratura. Sulla macchina sarebbe stata trovata un'impronta ora repertata, così come tutto quello che è stato trovato all'interno del terrazzo e della casa. Intanto si continua ad indagare. 2 malviventi senza scrupoli, 2 sagome immortalate nelle immagini delle telecamere. Nulla viene tralasciato, ogni ipotesi, ogni dettaglio. Tutto per bloccare i killer. Domani intanto l'ultimo saluto a Margherita Ceschin a San Pietro di Feletto. Giudiziaria, nella sentenza numero 237 del 2019 la Corte Costituzionale ha riaffermato il principio secondo cui allo Stato nel nostro ordinamento è escluso che i genitori di un figlio possano avere 2 persone dello stesso sesso. Lo scrivono i PM di Milano nei reclami alla Corte d'Appello contro la validità dichiarata dal Tribunale Civile milanese 6 giorni fa delle trascrizioni dei riconoscimenti dei bimbi di 3 coppie di donne. Nell'atto la Procura milanese cita i principi univoci dettati a partire dal 2019 dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ovvero dalla Costituzione. In riferimento a quello che sta accadendo, soprattutto al caso delle 35 famiglie di coppie di famiglie orcoboleno, bambini nati e registrati all'anagrafe dal sindaco di Padova Sergio Giordani. E a Padova noi restiamo con l'ordinanza sulla Movida, perché continua il botta e risposta tra il comune e i residenti del centro storico di Padova. Regole più severe per la musica che anima la Movida padovana dopo la decisione del sindaco Giordani di vietare dopo la mezzanotte nelle piazze al portario la musica diffusa anche attraverso casse wifi collegate agli smartphone. L'ordinanza firmata nelle scorse ore dal primo cittadino di Padova non convince ancora del tutto i residenti delle piazze del centro storico, che da sempre chiedono maggiori controlli nelle aree più affollate della Movida. Una ordinanza fotocopia di quelle che erano in vigore già l'anno scorso. Il problema qual è? L'atto di per sé è positivo, aggiunge un ulteriore tassello a quella che è tutta la gamma delle norme, delle leggi che ci dovrebbero sulla carta tutelare da questi problemi, ma se poi non vengono effettuati i controlli, se poi quando il cittadino che ha la gente che suona e canta sotto casa chiama le forze dell'ordine e le forze dell'ordine, come è successo anche questa notte, non possono uscire prima di un'ora, non hanno l'auto disponibile, a cosa serve l'ordinanza? A nulla. I residenti, oltre ai controlli, chiedono da tempo al comune di installare dei fonometri nelle aree della Movida per rilevare l'inquinamento acustico, ma il comune al momento non intende posizionarli. Il disastro sta succedendo al portello, soprattutto perché, e qui ritorniamo all'ordinanza, va bene vietare al singolo o ai gruppi di singoli di disturbare, ma se ci sono 3-4 iniziative in contemporanea, con la musica a tutto volume, il Parco della Musica, con la Golena a San Massimo, col Pride, con i Navigli, tutti che suonano insieme, è chiaro che nelle case vengono misurati 80 decibel di rumore e l'ordinanza, come ripeto, non è che un piccolo tassello in un mare magnum di una situazione che non è per niente positiva. La risposta dell'amministrazione sul tema della Movida arriva dall'assessore alla sicurezza Diego Bonavina, che parla di eventi dislocati in più parti della città. Il disturbo che c'è qui nelle nostre piazze di Padova è il fatto che ci sia tantissima gente. E anche da questo punto di vista abbiamo messo in piedi tutta una serie di eventi nei parchi, abbiamo cercato di delocalizzare la cosiddetta Movida e abbiamo tanti spazi a Padova dove effettivamente i ragazzi si ritrovano. Questo sta dando un po' di sollievo alle piazze storiche, quindi il Portello, Piazza dei Signori. Pochi secondi di pubblicità, a tra poco. Ben ritrovati TG Veneto, siamo alla politica con il caso Roberto Marcato, il corteggiamento di Indipendenza Veneta nei confronti dell'assessore regionale è concreto. Sentiamo le parole del segretario Michele Favero. Io ho sentito dire molti adesso che fanno dei moniti, no, verso Marcato, attenzione perché chi esce dalla Lega poi non rientrerà mai più, stai attento Roberto, eccetera. Ecco, io credo che un uomo libero debba seguire proprio il suo cuore. Le orecchie di Roberto Marcato in questa settimana staranno fischiando a più non posso. Il suo nome rimbalza di frase in frase, di chat in chat, mentre il diretto interessato scansa dichiarazioni ufficiali.
e affida a Facebook frasi sibilline, ma già da sabato ha fatto intendere che si sta guardando intorno. C'è chi lo vorrebbe creatore di una nuova Liga Veneta staccata dal carroccio salviniano, un soggetto che potrebbe portare con sé non pochi leghisti delusi. E poi ci sono le sirene indipendentiste. Roberto si è sempre dichiarato indipendentista, è innanzitutto un amico, perché nei momenti dove così ho avuto bisogno di chiamarlo anche per la sua empatia verso il popolo veneto, è sempre stato disponibilissimo. Credo che Roberto sia diventato in qualche modo così invidiato da qualcuno, e i nomi magari li mettete voi. Qualcuno ha iniziato a vedere in lui un avversario per questa sua empatia con il popolo, per questo suo linguaggio, se vogliamo, molto basico, molto popolare, che però lo fa diventare un personaggio del popolo veneto, amato dai veneti, anche per i voti che lui riesce a portare a casa. E io credo che nell'anima di Roberto ci sia sempre questa voglia di Veneto. Se quello del segretario di Indipendenza Veneta non è un endorsement, poco ci manca. Io credo che Marcato sia un uomo che può fare la differenza adesso, che può incardinare così anche i veneti a seguire una strada diversa dalla politica italiana, perché oggi il Veneto ha bisogno di un partito territoriale che si occupi esclusivamente dei problemi del Veneto. Quanto è alta la percentuale di un clamoroso passaggio lo sa soltanto Marcato. Certo, pare difficile possa concretizzarsi, troppo alto il rischio di un salto nel vuoto, ma Indipendenza Veneta è convinta che sia l'unica strada per smarcarsi dalla Lega salviniana. Questo leone marciano che nasce nel cuore di ogni veneto indipendentista come io e tanti altri non c'è nella Lega di Salvini, se vogliamo essere sinceri. Poi se vogliamo giocare allora va bene tutto, però la coerenza innanzitutto in politica per noi è un valore assoluto. Chi può portare avanti un'autonomia forte, non questa, uno statuto speciale e chissà mai anche l'indipendenza, come auspichiamo noi, deve farlo perché lo sente dentro, a prescindere dal potere politico che si ha in questo momento. Altrimenti la politica diventa una specie di merchandising, di mercimonio. Traffico da Bollino Rosso, domani lungo la A4, direzione Trieste, possibili rallentamenti e code in prossimità dei cantieri per la terza corsia, e lungo la A57, sempre in direzione Trieste, con rallentamenti e code che si potrebbero formare sul tratto Terraglio-Bivio A57 e A27. Lo rileva Autovie Venete, ricordando che manca poco all'apertura al traffico dei primi 5 km dei 9 complessivi di terza corsia tra Alvispoli e Portogruaro. Il traffico lungo la A4, secondo le previsioni della concessionaria, sarà intenso anche sabato. E domani la prima delle 3 serate che vedrà Laura Pausini esibirsi in piazza San Marco davanti ad una platea di 5.000 persone. C'è però il rischio maltempo. Domani sera in piazza San Marco a Venezia il primo grande concerto di Laura Pausini per festeggiare i suoi 30 anni di carriera caratterizzati da un successo planetario. Ieri è stata pubblicata l'ordinanza della polizia locale che prevede fino a domenica una serie di divieti, tra i quali quello di non poter più transitare in piazza San Marco e lungo le procuratorie vecchie e nuove a partire dalle 18:45 di ogni giorno a partire da domani, ad eccezione di chi avrà un tavolo prenotato nei caffè della piazza. Vera, la società braccio operativo del comune, è al lavoro da giorni per tutta la logistica. È stato completato il montaggio e l'allestimento del parco. È prevista una capienza di 5.000 posti a sedere in piazza per ognuno dei 3 concerti. Il direttore di Vera, Fabrizio Doria, ricorda le date salienti di una settimana e di un'estate veneziana tutta in musica. Tornano i concerti in piazza San Marco il 30 giugno, l'1 luglio e il 2 luglio con Laura Pausini, che con Venezia farà partire il suo tour mondiale a 30 anni per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Ma poi sabato 8 sarà la Fenice protagonista con un grandissimo concerto con tutta l'orchestra, e per finire domenica 9 Paolo Conte torna dopo 14 anni per un grande concerto a fine carriera in piazza San Marco. Ma la musica continua anche in terraferma con il grande concerto dei Pinguini Tattici Nucleari il 7 luglio al Parco San Giuliano. Il concerto di domani però dovrà superare anche le previsioni di condizioni meteo che potrebbero essere poco favorevoli in serata, tra cui il rischio di pioggia e acqua alta, anche se quest'ultimo sembra essere superato o perlomeno ridimensionato.
Laura Pausini devolverà interamente il suo cachet alle popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna. Il concerto verrà poi replicato anche sabato e domenica, con qualche variazione di scaletta. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Siamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Benvenuti al meteo. L'anticiclone si indebolisce lasciando spazio a condizioni meteorologicamente instabili. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 30 giugno. Sul Veneto il mese si conclude con una spiccata variabilità. Inizialmente spazi di sereno alternati ad annuvolamenti e piogge sparse. Nel corso del pomeriggio però tendenza a progressivo peggioramento con precipitazioni via via più diffuse. Temperature ancora stazionarie, minime tra 16 e 18 gradi, massime sui 25-29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo sarà a tratti nuvoloso al mattino, ma vedete avremo rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 26-28 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancheranno diffusi temporali, specialmente a partire dal pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 25-26 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Ad accogliervi sarà Conegliano.